Libia, eletto come primo ministro lo liberale Ali Zidane. Economia, si presentava la legge di stabilità. Caritas, relazione povertà 2012, sempre che assai gli italiani che hanno bisogno d'aiuto. Palermo, internet e Facebook sono la causa di 9 di 10 divorzi. Pallone, vittoria doppia della nazionale italiana per Brasile 2014. Benedica a tutti. Eletto lo passato 15 ottobre lo nuovo primo ministro libico, lo liberale Ali Zidane, ex ambasciatore oppositore di Gheddafi, vissuto per 30 anni in esilio. Zidane aveva giocato un ruolo fondamentale per poter ottenere il riconoscimento e il sostegno dell'Occidente alla rivoluzione libica durante la primavera araba. Ora aveva 2 settimane di tempo per formare il suo governo. La passata settimana lo governo presentò la minuta della legge di stabilità. Tra i provvedimenti ci sono l'abbassamento dell'IRPEF di 1 punto per cento per i redditi più bassi, l'aumento dell'IVA di 1 punto sopra le 2 quote dell'UDECI e lo 20%, la diminuzione delle detrazioni e le deduzioni fiscali. Il governo aveva messo le tasse sopra le pensioni e l'indennità di invalidità per i redditi sopra le 15.000 euro, ma dopo le proteste levava questa norma. I tecnici avevano pensato di fare pagare le tasse magari sopra gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi civili, i surdi e l'indennità di accompagnamento degli ciechi totali e degli invalidi civili totali. Le tasse pensate per le pensioni di guerra invece arrestarono. Il 17 ottobre l'ANSA pubblicava le date delle relazioni povertà 2012 della Caritas. Sono sempre più assai gli italiani che domandano aiuto ai centri Caritas rispetto agli stranieri immigrati. Dal 2009 erano il 23,1% e ora aumentarono allo 33,3%. Ad aumentare più assai furono soprattutto le categorie delle femmine di casa e degli giubilati che risiedono principalmente nella parte meridionale del paese. La Caritas, in tutto il 2011, offrì più assai di 6 milioni di pasti per mezzo degli suoi 449 centri presenti in tutto il territorio italiano. Walter Veltroni disse domenica passata ante la trasmissione di Fabio Fazio che tempo che fa che non vuole essere candidato alle prossime elezioni dello Parlamento. Lo giorno dopo, Macari D'Alema disse che si candida solo se lo domanda allo partito. Dopo la campagna cominciata di Matteo Renzi per la rottamazione dei vecchi della politica, Ceco dice che si avessero a cancellare i facci e i vecchi con i giovani e così domanda che differenza c'è tra i giovani e i vecchi se poi tutti fanno le stesse cose. Domenica 14 ottobre lo sito internet dell'agenzia ANSA dette le informazioni che l'Egitto lasciò avere la nave di pesca Mazarisi Artemide che lo passato 3 ottobre l'autorità egiziana avevano fermato a 25 miglia delle coste egiziane e portato in tale porto di Lisciandra. Capo alla nave si trovavano 7 marinari, 4 Mazarisi e 3 tunisini. Da questo periodo altre 3 navi si trovano sotto sequestro. L'24 bloccato a Sfax in Tunisia dello giorno 14 di settembre, mentre la Daniela L e la Giulia PG avevano una settimana che sono sequestrate nello porto di Bengasi in Libia. Lunedì 15, il primo ministro inglese David Cameron e il scozzese Alex Salmond firmarono un accordo per permettere un referendum nei prossimi 24 mesi per fare decidere alle cittadine scozzesi se vogliono restare dentro il Regno Unito o vogliono la Scozia paesi indipendenti. Lo passato 13 ottobre l'agenzia di stampa Italpress pubblicava la dichiarazione dell'avvocato Antonello Arcoleo di la AIAF, l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, che dichiarava che, secondo la sua esperienza, in Palermo 9 di 10 casi di separamento o di divorzio succedono per infedeltà virtuali o per chi del reale, scoperte tramite internet e specialmente le reti sociali come Facebook. Benedica a tutti. Palloni, la nazionale italiana, vinciu tutti e 2 i partiti di qualificazione al campionato mondiale di 2014, chi da giocata fuori casa l'Uveneri 12 contro l'Armenia e chi da di martiri 16 in casa contro la Danimarca, con lo stesso risultato di 3-1. Ora l'Italia è prima di suo gruppo con 10 punti. Palloni, Lega Pro, Prima Divisioni. Luciapani pareggiò domenica 14 fuori casa contro l'Ulumezzani, con il risultato di 1-1. Pallacanestro, Lega 2. Domenica 14 il Barcellona vince nel primo tempo supplementario contro lo Napoli per 100-97, mentre lo Capodorlanno perdì fuori casa contro lo Bologna per 86-81. Rugby, Serie A. L'Amatori Catania perdì fuori casa contro l'Amatori Capoterra per 29-3.
Lu San Gregorio in casa busca un bono dell'Accademia Nazionale Tirrenia, perdendo 0-88. Il 21 di ottobre si tiene a Caronia la festa delle Purceddi e delle Funci degli Nebrodi. Diverse manifestazioni si tengono alla piazza principale per tastare i prodotti tipici del territorio, come la carne e la salsiccia di porco nero, riso con le funci, pane di casa e vino rosso locale. È possibile approfittare di questo evento per fare passeggiate in tale parco degli Nebrodi, la più grande area naturale protetta di tutta la Sicilia. Questo è tutto per questa settimana. Dividiamo lo prossimo venerdì. Salutiamo. Salutiamo!